Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno Sara, lei la linea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, un caro saluto, un buon fine settimana a tutti. Allora, aspetta, metto così, meglio, ok. Allora, mi vedete a posto? Allora, oggi abbiamo da darvi alcune notizie, secondo me molto interessanti, per quanto riguarda un progetto che stiamo portando avanti e di cui vi abbiamo già parlato non molto tempo fa. E quindi è un aggiornamento importante. Sappiamo che alcuni di voi ci hanno seguito e ci hanno anche aiutato a realizzarlo, ci stanno aiutando a realizzarlo. E quindi credo che risulterà interessante per molti di voi. Intanto ringrazio veramente questa grande radio per l'aiuto che ci dà e anche i nostri ascoltatori. Dunque, si tratta di una vicenda che riguarda i cristiani del Pakistan. Voi sapete che con il nostro progetto SOS Cristiani aiutiamo i cristiani perseguitati in tante parti del mondo e in particolar modo aiutiamo i cristiani del Pakistan ormai dal 2008, quindi insomma sono veramente tanti anni che ci occupiamo di questi temi, ne abbiamo parlato con voi molto spesso e adesso quello di cui in particolar modo ci stavamo occupando è la famiglia di un cristiano accusato falsamente di blasfemia e incarcerato. Dal Pakistan questa settimana ci sono arrivate due notizie, una molto triste e una buona. Quella triste riguarda la storia di un cristiano che è morto in carcere, dove era stato incarcerato per blasfemia. E è morto, dopo leggeremo un articolo proprio uscito su Fides che parla di entrambi i casi. E insomma sostanzialmente di stenti e della sofferenza collegata alla carcerazione, tra l'altro fratello di un sacerdote, di un frate francescano. E l'altra storia invece riguarda Nadim, di cui vi avevo già parlato, questo signore cieco che comunque pur nella sua cecità, cioè diciamo un forte ipovedente, riusciva comunque a fornire un aiuto concreto alla sussistenza della sua famiglia, perché praticamente si recava in questo parco dove si sedeva con una bilancia, la gente passava, si pesava e lasciava delle offerte sostanzialmente, con cui lui riusciva comunque a aiutare la sussistenza della sua famiglia. Considerate che in Pakistan, come abbiamo detto tante volte, a differenza di altre realtà come quelle medio orientali, i cristiani appartengono solitamente alle fasce più povere della popolazione e c'è una spiegazione anche semplice. Nel mondo arabo musulmano il cristianesimo è arrivato prima dell'Islam. Le società cristiane sono società antichissime che in mezzo a tante difficoltà sono riuscite a conservarsi e a sopravvivere tra tasse, diciamo le tasse diciamo per gli infedeli,
tra le persecuzioni, tra i corsi della storia. E non ultimo, forse la cosa che le ha colpiti di più sono le guerre e le rivoluzioni dell'Occidente, quindi insomma diciamo che il peggio per ridurre le popolazioni cristiane in Medio Oriente è arrivato da popolazioni battezzate, questo è molto triste, però è un dato di fatto, è numerico, basta pensare all'Iraq, alla Siria, eccetera. Comunque quelle popolazioni che sono sopravvissute cristiane non son popolazioni divenute cristiane, diciamo in epoche tutto sommato, che rispetto a quella che è la nostra cultura e civiltà potremmo definire moderne, ma sono ancora le popolazioni proto-cristiane di antichissima evangelizzazione. E ieri abbiamo festeggiato la festa di San Tommaso Apostolo. San Tommaso è considerato proprio l'evangelizzatore dell'Asia. Infatti sia in Medio Oriente che anche in aree, anche sul continente indiano, ci sono ancora piccole popolazioni già incontrate da Marco Polo, pensate nei suoi viaggi, e celebrano la messa in aramaico, cioè la lingua di Cristo, ma proprio perché appunto si pensa che mentre San Paolo, che voleva andare in Asia, fu poi dallo Spirito Santo portato a venire a evangelizzare l'Europa, dando vita alla nostra civiltà cristiana europea, incardinata sulla filosofia greca e il diritto romano. Contestualmente, in piccolino, il cristianesimo si è comunque sviluppato a partire dalle primissime chiese, anche in altri contesti, pensiamo alla chiesa etiope, si parla negli Atti degli Apostoli di San Filippo, di Filippo appunto, parliamo di tutta la chiesa orientale, quindi quella nelle zone siriache, nelle zone poi fino all'India, ok? E queste sono, diciamo, popolazioni proto-cristiane. Spesso troviamo che queste popolazioni sono più benestanti di popolazioni appartenenti ad altre fedi, proprio perché la cultura cristiana, che poi Benedetto, San Benedetto, grande salvatore della civiltà europea, non a caso patrono d'Europa dopo le invasioni barbariche, ha proprio tradotto nella formula ora et labora, che però non è che se l'è inventata, in qualche modo già nelle lettere paoline era insito questo principio, quindi in generale anche basta pensare alla storia di Gesù stesso, che nasce in famiglia artigiana e prende dei discepoli non tra gli scribi, ma nelle popolazioni, diciamo, lavoratrici, quindi pescatori, eccetera. Allora, quindi questa è un po', sto spiegando un attimo queste cose che noi poi incontriamo concretamente nei nostri viaggi, nelle nostre missioni. Cosa succede in Pakistan? Pakistan è una nazione che nasce dall'India nel 47 per secessione, studiata a Cambridge, quindi voluta dagli inglesi su base religiosa. Il Pakistan nasce con una parte occidentale e una parte orientale, che poi a sua volta ha fatto una secessione e è diventato Bangladesh. Quindi immaginate, era un unico stato diviso a metà dalle grandi montagne dell'Himalaya, e qui avevamo il Pakistan, di qui avevamo il Bangladesh. Comunque il Pakistan all'inizio si chiamava tutto Pakistan. Il Pakistan appunto nasce dall'India. A parte quelle piccole parti appunto di rito malabarese, eccetera, quindi quelle ancora di antichissima evangelizzazione di San Tommaso,
in generale il cristianesimo nel subcontinente indiano è arrivato con la colonizzazione, quindi è di recente evangelizzazione. E dov'è che ha attecchito soprattutto? Ha attecchito soprattutto in quelle caste, parliamo di India, in quelle caste che appartenevano, cioè nelle ultime caste, quelle per cui nell'induismo, che è una realtà non meno violenta, diversa, anche classista rispetto a quella islamica, e anche con un fondamentalismo non indifferente. E quindi per quello che in zone come l'Afghanistan, il Pakistan, eccetera, troviamo delle forme di fondamentalismo islamista che assumono a volte dei contorni addirittura più pesanti di quelli che assumono nel mondo arabo. Noi tendiamo a pensare arabo e Islam come due sinonimi, ma non è così. Anche il mondo arabo a sua volta aveva, prima ancora dell'Islam, tutta una sua serie di differenziazioni a livello di popoli, civiltà, culture, eccetera. Quindi ehm, quindi il mondo, l'islamismo, soprattutto nella sua versione moderna, perché l'islamismo wahhabita e salafita non è l'Islam tradizionale, è un Islam moderno che molto spesso è stato anche sviluppato per ragioni di ordine geopolitico, finanziato per ragioni di ordine geopolitico, anche per creare proprio delle masse di combattenti fanatici utili al potere locale o anche sovranazionale, eccetera. Quindi questa declinazione dell'islamismo fondamentalista ha attecchito nelle aree del subcontinente indiano, acquisendo anche degli elementi propri di quelle che sono le persecuzioni e le discriminazioni su base economica e sociale tipiche dell'induismo. Quindi è un islamismo che colpisce soprattutto i poveri. E i cristiani si trovano a subire in quel subcontinente una doppia discriminazione che si somma e spesso è puramente strumentale, cioè l'islamismo offre uno strumento per colpire i cristiani che sono fragili anche sul piano economico, perché lì sono molto poveri, proprio perché dove il messaggio cristiano ha attecchito principalmente su quelle persone che nella tradizione di queste, diciamo, fedi orientali non erano neanche considerate persone, valevano meno degli esseri umani, cioè meno, non solo meno degli esseri umani, meno degli animali, perché i paria, i dalit, i senza casta sono considerate carne da macello e non hanno nemmeno la dignità dell'essere umano. E Cristo invece arriva col suo messaggio: beati i poveri, beati gli ultimi. Allora capite perché tanti cristiani lì provengono da una parte poverissima della popolazione e sono tuttora molto poveri. Molto poveri vuol dire che a volte bastano anche dei mestieri così basici e fragili per comunque poter sopravvivere e far sopravvivere la famiglia. È per questo che l'umanitaria padana ODV, che da sempre porta avanti il progetto dello sviluppo integrale dei popoli e
dell'aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi, costruire insieme la pace, è sempre molto concreta nella difesa dei cristiani perseguitati, anzitutto attraverso il loro sviluppo integrale. Perché? Perché tante ragazze vengono stuprate, convertite forzatamente all'Islam? Perché il nostro progetto per le ragazze cristiane povere nasce da questa, purtroppo dalla grave, più che grave, dalla tragedia capitata a questa ragazzina, Shazia Bashir, che fu uccisa, torturata e stuprata e uccisa dai padroni, dove la famiglia stessa l'aveva mandata a lavorare per $8 al mese. Ma perché stiamo parlando di società poverissime, dove a un certo punto la famiglia stessa è obbligata a far la scelta tra la morte per fame e la speranza che tu abbia un lavoro, almeno ti diano da mangiare. Poi se uno legge, ovvio, siccome esisteva il cristianesimo, da noi era una realtà completamente diversa, proprio perché esisteva il rispetto della persona umana, quantomeno a livello di principio e di valore legato al cristianesimo. Però quando noi leggiamo tante storie, magari dell'antichità, leggiamo storie di santi, piuttosto che vediamo che in fin dei conti le realtà, la servitù della gleba esisteva anche da noi, ma non era paragonabile a quello che succede nella servitù della gleba, ad esempio delle fabbriche di mattoni del Pakistan, perché comunque il cristianesimo rappresentava una moderazione per i forti rispetto ai deboli. Questa moderazione dove non esiste questa, diciamo, civiltà basata sull'amore e sul rispetto della persona umana, non è nemmeno un indirizzo. Poi i soprusi dei forti sui deboli capitano anche oggi, anzi oggi paradossalmente la nostra società si sta scristianizzando proprio perché, essendo una società in cui Cristo è stato rinnegato, vediamo una recrudescenza proprio del principio, unico principio ordinatore, laddove non ci sia una fede a moderarlo, e cioè la vittoria del forte sul debole, il dominio, in qualche modo il dominio del potente sul fragile, che è l'opposto del beati miti, beati gli operatori di pace, beati i poveri, beati i perseguitati, beati voi quando mentendo diranno ogni male contro di voi. Questo ci dice Cristo. Il mondo ci dice tutto l'opposto. Il nostro mondo scristianizzato oggi sta diventando, per certi versi, in certi casi, anche più violento, di mondi in cui non c'è questo ordine, ma ce ne sono degli altri, magari meno buoni di quello cristiano, ma comunque sono degli ordini. Oggi stiamo precipitando in un mondo senza senso, in cui vediamo tante volte anche da noi che ci diciamo: ma com'è possibile questo? Com'è possibile che i figli vengano lasciati magari ai violenti che li vogliono uccidere quando chiedono aiutateci a scappare, e poi vengano portati via genitori che amano e che li amano? Faccio questo esempio perché è un po' sotto gli occhi di tutti, no? Ma ce ne sono tanti altri, perché il delinquente che uccide viene trattato con enorme... nessuno va a portare via i figli, che ne so, ai delinquenti, perché quelli sono pericolosi, e vengono portati via le famiglie miti, perché il delinquente viene trattato con molto maggior riguardo della persona che si difende dal delinquente piuttosto che dalla forza dell'ordine. Mille casi, no? Quindi in qualche modo possiamo cercare di capire anche attraverso le nostre esperienze di vita del nostro mondo quelli che sono dei soprusi che avvengono altrove, ma senza neanche sentirci troppo al di sopra, troppo superiori, perché poi alcune dinamiche, quando non c'è Dio, quando non c'è Cristo, si ripetono nella storia, e si ripetono anche nelle varie culture. Adesso io in questi minuti vi leggo questo articolo che secondo me spiega bene cos'è capitato.
Dunque, venerdì 3, una vita stroncata da una falsa accusa di blasfemia. Muore in carcere un cattolico. Ecco, vi chiedo, intanto che ve ne parlo, vi chiedo un secondo, una pausa, perché devo assolutamente aprire la finestra, perché qui fa veramente troppo caldo. Allora, intanto io comunque continuo a descrivervi quello che è accaduto. Tolgo solo un attimo il video. Allora, la comunità cattolica di Lahore piange Amir Peter, quindi ricordatevi questo nome, perché stiamo parlando di un nuovo martire, un nuovo confessore della fede, ok? Quindi Amir Peter, 60enne cattolico pakistano, venuto a mancare il 1° luglio 2026. Quindi sul piano cristiano abbiamo un nuovo martire, un nuovo confessore della fede di cui ricordare il nome. Quindi è morto nell'infermeria del carcere a causa di gravi complicazioni mediche insorte durante la detenzione. Il suo caso aveva creato grande amarezza e sofferenza. Amir Peter, fratello di sangue di padre di Henry Paul, frate minore cappuccino, parroco della chiesa di San Francesco a Lahore, era stato falsamente accusato di blasfemia da alcuni commercianti locali il 19 luglio 2025 e successivamente arrestato. Le sue condizioni di salute si erano aggravate durante la detenzione e in un anno di carcere la sua salute è continuamente peggiorata. I frati cappuccini di Lahore e l'organizzazione Christians True Spirit gli avevano fornito assistenza legale, presentando una richiesta di cauzione per motivi di salute a causa delle gravi condizioni fisiche e mentali. L'uomo è deceduto prima che il suo caso potesse essere risolto. La comunità cattolica piange la perdita di un uomo la cui vita è stata tragicamente stroncata da un processo legale viziato, rileva l'agenzia Fides padre Caserteros, frate minore cappuccino, portavoce della conferenza episcopale del Pakistan, esprimendo le condoglianze alla sua famiglia e in particolare a padre Henry Paul. Le sue condizioni sono state ignorate e gli è stata negata l'assistenza medica urgente di cui necessitava, rileva. Celebrando le esequie ieri 2 luglio nella chiesa di San Giuseppe a Lahore, l'arcivescovo di Lahore, Khalid Rehmat, frate minore cappuccino, ha affermato: Amir Peter è rimasto saldo nella sua fede fino all'ultimo respiro. Ha vissuto tutta la sua vita secondo i valori del Vangelo. È sempre stato fedele alla Chiesa. La sua testimonianza di fedeltà a Dio è un esempio per i suoi figli e per tutti noi. Padre Henry Paul, frate minore cappuccino, fratello minore di Amir Peter, ha dichiarato: ringraziamo Dio per il dono della fede profonda che aveva Amir, per cui ha vissuto tutta la sua vita con semplicità e umiltà. Esprimendo gratitudine a sacerdoti, religiosi e fedeli per le loro preghiere e le parole di conforto ricevute. In un altro recente caso ha avuto invece un esito favorevole. E qui veniamo al caso di cui l'umanitaria padana si sta occupando da mesi e di cui già vi ha parlato su queste onde della nostra amata Radio Libertà. Un cattolico pakistano, cieco dalla nascita, Nadim Masin, e con disabilità motoria, arrestato nel 2025 dopo un'accusa di blasfemia da parte di colleghi musulmani, è rimasto in carcere per circa 10 mesi. Nei giorni scorsi il giudice di primo grado, e ringraziamo di questo, ringraziamo perché guardate che in Pakistan un giudice
che salva per amore di giustizia. Un cristiano accusato di blasfemia si espone a rischi pesanti per la propria vita. E quindi è bello vedere che anche in altri luoghi esistono persone che comunque svolgono la loro professione con un tale rigore morale da rischiare, quindi da opporsi al potere dominante e anche a rischiare la vita per missione. Questo per me è un segno di quella morale naturale insita nel cuore di ogni uomo e che non viene spezzata a volte, non viene spezzata dall'interesse personale, da altre religioni, e guardate che questo diventa sempre più raro, ma non solo in luoghi dove questa morale naturale magari è sopravanzata da ideologie, ma anche nel nostro mondo, dove spesso è calpestata dagli interessi. Ora finisco l'articolo. Nei giorni scorsi il giudice di primo grado ha stabilito che le prove a carico di Nadim Masih erano insufficienti e che l'accusa era fabbricata d'arte, assolvendolo e disponendo il rilascio dell'uomo. Commenta Fides Padre Feroz. Tali casi, che toccano anche la comunità cattolica, confermano che la legge sulla blasfemia in Pakistan viene costantemente abusata e manipolata con false accuse, formulate per vendette personali. Chiediamo al governo pakistano di adottare misure adeguate per proteggere la vita di tutti coloro che vengono falsamente accusati e incarcerati senza alcuna indagine o prova. Questo è un articolo di Fides. Ma perché chiedono appunto di proteggere? Io vi faccio vedere anche la foto che mi hanno mandato direttamente dal Pakistan di Amir, questo signore cieco con una disabilità sia ipovedente che una disabilità motoria, che mi è arrivata direttamente dal Pakistan e che è stato rilasciato, però in realtà voi sapete che quando vengono rilasciati i cristiani attaccati per così blasfemia non è che siano liberi, devono vivere nascosti, perché tutte le esecuzioni, pensate, il Pakistan incarcera un sacco di gente condannata a morte in base alla legge nera per blasfemia, però poi non le esegue queste condanne a morte. Condanne a morte vengono sempre eseguite extragiudizialmente. Ci sono dei fondamentalisti che si prendono così e che poi ammazzano queste persone, talora addirittura dentro il carcere, molto più spesso quando vengono liberati. Quindi lui non tornerà alla sua famiglia, per questo il nostro progetto di continuare a aiutare la sua famiglia. Abbiamo mandato l'acconto per una mucca da latte, una bufala, e con questo la famiglia continuerà a sostenersi, ma Nadine dovrà continuare a vivere sotto protezione e noi, quindi la battaglia continua su due piani: lo sviluppo economico per impedire che la debolezza continui a essere un elemento per cui espone i cristiani in soprusi. In questo caso addirittura aiutiamo una famiglia che questo sopruso l'ha già sostenuto, e una battaglia così per consentire la protezione di queste fragilità. Con questo io chiudo, perché ringrazio la radio, mi ha consentito qualche minuto in più. Vi chiedo, aiutateci ad aiutarli, perché questa cosa costa, ma noi costa poco possiamo salvare intere famiglie, quindi c'è un rapporto di moltiplicazione veramente che è quasi miracoloso. Noi riusciamo a mandare poco e i sacerdoti che si occupano di queste vicende riescono a fare tantissimo. Con poco si può salvare famiglie intere dalla distruzione e dai soprusi peggiori. Quindi continuate a aiutarci ad aiutarli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi. Con questo vi auguro un buon mese di luglio dedicato al sangue di Gesù Cristo, che ci ha salvati e redenti tutti, e cerchiamo
di evitare ulteriori spargimenti di sangue. Grazie a tutti voi perché ci seguite, grazie a Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato Umanitaria Padana.